Massimo rispetto per coloro che hanno raccolto le firme e che vogliono proporre appunto il referendum per stoppare la legge, perché è diventata la legge dell'autonomia in Italia, la legge dell'autonomia differenziata per le regioni che hanno appunto proposto all'epoca il referendum e che è stato votato. Rammento che in Veneto sono andati a votare 2.300.000 cittadini, il 97% chiamati gli elettori che si sono recati e hanno dato il loro contributo, e dunque a maggior ragione io credo che siano questi signori che stanno ponendo la questione del referendum per stoppare la legge a dover dare delle risposte a questi cittadini, compreso anche il sottoscritto. Ripeto, massimo rispetto per coloro che hanno presentato la proposta di referendum per bloccare l'autonomia, però voglio ricordare che saranno degli enti preposti, la Corte Costituzionale piuttosto che la Cassazione, a dover decidere il da farsi del proseguo appunto del referendum o no. Io voglio solo ricordare alcuni concetti. Si tratta di un centramento non basato su ideologie politiche, ma su dei fatti veri e propri, cioè su una gestione complessiva delle macchine amministrative dei territori. Già l'autonomia è prevista in Costituzione, ancora dai padri costituenti, e basta leggersi la Costituzione. Dunque chi è che va contro la legge non è certamente chi ha promosso l'autonomia, ma chi invece oggi vuole contrapporsi e vuole stopparla nella sua applicazione. L'autonomia dimostra ancora una volta che darebbe la possibilità, visto che oggi già l'Italia è a 2 velocità, ma questo non vuol dire che è colpa dell'autonomia, ma è più che altro colpa del centralismo. Se si vuole continuare in questo verso, io credo che non ci sia tanta speranza per questo paese, parlo a 360 gradi. Dunque, a maggior ragione, siamo consapevoli dell'importanza nella gestione appunto di uno strumento come può essere l'autonomia differenziata, LEP o non LEP, e che dia la possibilità veramente, a scanso di equivoci, perché non c'è nessuna secessione dei ricchi, ma veramente spacchi Italia, ma una grande opportunità per il paese Italia a 360 gradi, per una gestione più attenta, più precisa delle risorse dei territori e non solo. E dunque io credo che sarebbe ora e tempo che coloro che si contrappongono a questa possibilità di cambiamento storico di gestione del paese, che vadano a dire appunto cosa hanno in mente di fare per i loro territori, che poi tra l'altro parlano realtà che hanno già le loro forme di autonomia, perché parlano realtà che sono già autonome e vorrebbero appunto bloccare la libertà invece di movimento alle altre regioni che invece hanno tutto l'interesse di voler portare queste forme di autonomia di gestione che, ripeto, non vuole lasciare indietro nessuno, e dunque a maggior ragione basterebbe soltanto che qualcuno analizzasse e approfondisse in maniera più dettagliata cosa prevede oggi l'autonomia differenziata, con l'EP e senza l'EP. Mi dà l'impressione che ci siano più ideologie politiche, contrapposizioni politiche, che in realtà il buon senso che c'è attorno a questa legge. Dunque, ripeto, massimo rispetto per il referendum e la raccolta firme che sono stati messi in campo da alcune realtà partitiche, associative e quant'altro, però credo che l'autonomia sia un qualche cosa che va ben al di sopra, sia un qualche cosa che veramente può dare un cambio di rotta all'intero paese e che non è soltanto di sviluppo per i paesi veneti, piuttosto che la Lombardia, piuttosto che l'Emilia Romagna o tanti altri che hanno chiesto queste forme di autonomia, ma all'interesse di tutto il paese Italia. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.